Tutti conosciamo Halloween, ma quanti conoscono la festa delle lumere o delle lumase? Halloween deriva da All Hallows Eve, ovvero la vigilia di tutti i santi, 1° novembre, a cui segue Tutti i morti, il 2° novembre. E qui sta il significato della festa, che è una festa cristiana. Si ricorda l'esempio di vita dato dai santi. E poi si ricorda la condizione terrena mortale che ad un certo punto ci pone di fronte al giudizio divino. L'invito è quindi a guardare alla vita dei santi per ispirare la propria. Ma cosa c'entrano zucche, streghe, eccetera? Come spesso accade, le festività religiose sono istituite seguendo le cadenze già esistenti del calendario, che sono date dalla natura. In particolare con ottobre termina il periodo agricolo, in cui si lavora la terra, e comincia il periodo invernale, in cui le ore di luce diminuiscono, fa più freddo, eccetera. Durante questo periodo era usanza veneta fare il filò, ovvero ritrovarsi in stalla di un vicino di casa a cucire, giocare, bere vino, mangiare castagne. Era un modo per socializzare e raccontarsi pettegolezzi, vicende del paese e storie, a volte storie di paura per spaventare i più piccoli. Era usanza anche intagliare le zucche, tipiche della stagione, e metterci delle candele per fare luce. Recentemente questa tradizione ha perso il significato profondo di ricordo della condizione mortale e di ispirazione alla vita, ed è rimasto solo l'aspetto macabro e carnevalesco. Sarebbe bello recuperare la nostra tradizione e la sera del 31 ottobre ritrovarsi tra amici e familiari per ciaccolare, bere un gotto de vin e far una partita a briscola.